Conosce la situazione calabrese? Abbastanza. Che opinione si è fatto, soprattutto con il governatore Scopelliti, l'ultima governo? Io credo che la Calabria abbia delle risorse straordinarie come tutto il nostro sud, che avrebbe potuto mettere in moto una macchina del rilancio economico, culturale, partendo dal patrimonio paesaggistico. Io sto venendo adesso dalla Battaglina, sì, la discarica, dalla discarica. Ecco, se si pensa di rilanciare il proprio territorio creando oscenità di quel tipo, Comitati dei Valori, ho già annunziato oggi, ho detto a chi sta manifestando legittimamente, chiedendogli: continuate a tutelare il vostro territorio perché non vi tutela nessuno, fatelo da voi, però ho annunziato che attraverso un nostro parlamentare europeo già lunedì depositeremo in Europa per fare diventare la Battaglina un problema non nazionale né regionale, perché non la risolvi in casa, parliamo chiaramente, ma un problema europeo. Presenteremo non solo un'interrogazione parlamentare, ma anche una petizione alla Commissione Petizioni, che è creata apposta presso la Commissione europea, per fare in modo che questa commissione venga immediatamente. Hanno fatto qualche settimana fa per le discariche di Roma, per intenderci, sì, perché è una commissione che è nata, una commissione permanente, è nata apposta per questo motivo, e quindi chiederemo con una petizione di far venire immediatamente la commissione. È uno scandalo, io sono andato a visitarlo questa mattina, una discarica da fare in un posto dove il terreno è sabbioso. Per definizione tu fai una discarica di questo tipo in un terreno argilloso, impermeabile, invece in un terreno sabbioso dove alla fine ci sono anche i corsi d'acqua, le fonti idriche, quindi il percolato andrà a inquinare, devastando, tagliando alberi, per 120 ettari sì, di terreno. Sì, è una cosa enorme. È una cosa enorme, capite bene? Allora, ecco, che ne penso della Calabria? Penso che anche questo governo, forse in maniera peggiore degli altri, invece di pensare al futuro dei propri cittadini, ha pensato a fare altro, e credo che quindi si sia dimostrato inadeguato per quelle che erano le esigenze del territorio.